Ciao ragazzi, altra domenica e altra tappa su in montagna giustamente, se non dove. Oggi giro delle malghe, non so se riuscirò a completarle tutte ma ci proviamo. Oggi il sole è particolarmente cattivo, infatti spero in una leggera copertura del cielo, qualche velatura in modo da attenuare un attimo la potenza dei raggi del sole. Ecco, perfetto, mancava anche il cantiere qua a Lusiana. Ragazzi miei, sono arrivato, sono le 3, sono 16 gradi, condizioni perfette per una bella escursione al Giro delle Malghe. Mamma ragazzi, spettacolare! Visuale 180 gradi sulle pianure. La panchina più famosa dell'altopiano. E ragazzi, panorama verso ovest, Sassummano, Novegno. E ragazzi, devo proseguire a sinistra, allora andiamo a sinistra. Che giornata ragazzi, che cielo, che temperatura, che sole. Spettacolo unico. Perfino gli steccati in legno sono spettacolari qua su oggi. Eccomi di nuovo visto in faccia ragazzi, e niente, ho fatto 3 km ma tipo in poco meno di un'ora, troppo tempo perso a filmare e fotografare tutto, e d'altronde i paesaggi meritano, niente, se trovo qualcosa che merita non esiterò a immortalarlo per voi.
Vedete ragazzi, noi siamo qui, come dice il puntino. Devo percorrere questo percorso in senso orario e adesso non so bene quale sia il punto di arrivo, però comunque sono a un terzo del percorso, un quarto anzi direi. Attenzione, è lei, c'è ancora neve, 9 maggio. Oh bene. Piacevole sosta. No scherzo, ho già perso troppo tempo. Via. Spediti come squali. Cosa dite ragazzi, sta sudando la neve o... Ragazzi sono a 5 km. Carissimi, guardate un po' dove vi porto adesso. Mamma mia, spettacolare di nuovo ragazzi, spettacolo! La pianura, i piedi delle Prealpi del Sumano, la Valle dell'Astico. Il costo sotto qua. Ho dovuto fare una piccola deviazione per arrivare fino a qui, fuori dal sentiero che è laggiù, ma ne valeva veramente assolutamente la pena. Oh ragazzi, questo percorso mi sta regalando una meraviglia dietro all'altra. Ho toso qui la Pozza del Favaro, se volete fare una grigliatone sono anche i caminetti. Oh ragazzi, lo dico piano piano, ma è la faccia che avevo detto che il lato nord non sarebbe stato molto scenografico come il lato sud. Le ultime parole famose proprio. Ho appena incrociato un ragazzo e mi ha detto che più avanti il percorso è chiuso perché ci sono alberi in mezzo alla strada e c'è ancora neve. Adesso provo a avventurarmi e vediamo. Qui ragazzi una volta c'era una mia compagna di classe che aveva i nonni, i proprietari. Ciao Sara. Ma che carina questa chiesetta in miniatura. Probabilmente ragazzi deve essere questo sentiero che dicevano essere reso particolarmente insidioso da neve e da alberi. Senza paura andiamo avanti. Ecco, nemmeno ho fatto in tempo a parlarne, sono giunto al fatidico ostacolo nominato dal toso di prima. Nessun problema, si salta via. Ok, inizio a pensare che il resto del percorso sia tutto così. Ragazzi, che bello però. Cioè qui la temperatura è anche calata, ma che quanto bello è vedere tutta sta neve ancora il 9 maggio. Ragazzi, qui in mezzo alle mie neve sono il toso più contento del mondo oggi. Cosa si può pretendere di più? Guardate, tutta la strada bianca. Questa ragazzi ho letto che una volta era una malga, adesso è una casa vacanze. 10 km raggiunti.
Qui si è formato addirittura uno stagno causa neve sciolta. Panchina e tavolino carini ma attorniati da tronchi. Aspetta, vediamo, vi mostro in diretta. Passo della Pianeta. Adesso tutta discesa fino all'auto. Ecco ragazzi, lì giù vedo le strade che ho percorso prima, quindi ormai sono veramente vicino all'auto. Guardate la pianura che bella vista da qua in cima. Guardate questo pino che maestoso, come domina incontrastato tutto il pendio. Malga fondi. Ed ecco qui ragazzi, sono arrivato alla macchina e dopo 2 ore e 49 e 12 km il percorso è terminato. Il mio giro delle maghe è finito per la prima volta, non vedo l'ora di montare il video. Non è stato difficile, però farò un video a parte più avanti dopo il video del giro vero e proprio, così vi spiegherò per bene il percorso come è stato e niente, intanto io vi saluto, spero il video vi sia piaciuto, comunque ve lo consiglio, venite a fare il giro delle Maghe di Caltrano. Ciao ragazzi, è stato un piacere.